Dopo aver lavorato per oltre 12 ore consecutive, da mezzogiorno a mezzanotte e mezzo, un addetto al carico-scarico bagagli dell'aeroporto Marco Polo di Venezia ha ripreso il turno alle 7 del mattino seguente, quando, stressato dal caldo e dal mancato riposo, si legge in un esposto presentato dal CUB Trasporti di Venezia allo Spisa, all'Inail, all'Ispettorato al Lavoro e per conoscenza alla Prefettura, ha subito un incidente finendo con il muletto che stava conducendo contro i dolli, rimediando la frattura di una caviglia. Per i sindacati sono gli effetti della mancanza di personale all'aeroporto veneziano, una mancanza già da tempo segnalata anche da Ivano Traverso, il coordinatore regionale del trasporto aereo della CIS del Veneto. Chi deve organizzare il lavoro allarga le braccia dicendo che non si trovano lavoratori e che non si trovano disponibilità. Il risultato è che mancanza di riposo e mancanza di recupero fisico crea quello che è successo, cioè un incidente che poteva essere anche più grave. I disagi si starebbero verificando anche tra gli addetti all'accettazione che si trovano a fronteggiare le proteste dei passeggeri alle prese con ritardi o addirittura cancellazioni dei propri voli. Secondo i sindacati, le prospettive per il Marco Polo, dove si stima manchi il 30% dei lavoratori di terra, circa 500 persone, non sono incoraggianti. Persone a tempo indeterminato stanno lasciando l'aeroporto, chi non lo ha ancora fatto è perché non ha trovato eh, l'alternativa, ma attualmente molte persone, impiegati, operai e anche quadri, si guardano attorno perché non c'è lo stimolo in aeroporto.